È solo un assaggio delle evoluzioni di questi giovani ballerini macedoni. È uno dei gruppi che raccontano il folklore della propria terra in uno scambio culturale che si rinnova da 27 anni. Tante infatti le edizioni della rassegna internazionale ideata da Franco Grespan e del suo, ma anche nostro, gruppo folcloristico trevigiano. Un'associazione nata per non disperdere le nostre tradizioni, tramandandone l'allegria nei balli dei giorni di festa, ma anche i molteplici saper fare negli strumenti da lavoro recuperati e conservati nel Museo etnografico delle Case Piavone sulla Storga. Ed è là che anche domani, come di consuetudine, si chiuderà questa settimana di canti e balli che ha portato non solo la tradizione trevigiana, ma anche quella macedone, bulgara, russa e francese in giro per la Marca e il Veneto. Ciao, è un bel impegno. Questo è il 27° anno che facciamo. È un bel impegno perché sì, bisogna stare drio ai gruppi. E ho arrivato tornare a casa con una bella richiesta che Treviso è stata ospitale, buona, brava gente. Brava gente che sa bene che non c'è futuro se non si protegge e si tramanda il proprio passato. Le nostre tradizioni bisogna che tenga duro, perché più avanti che andiamo si accorgiamo che perdiamo tante robe. Se perde il dialetto, se perde le tradizioni nostre, il pane e vin, se perde il brusare a veccia, e se tante robe, il carnevale, tante robe che andaria perse un poco a volta perché bisogna ritornare. Siamo contenti perché c'è tanti voci che viene su e spero che un domani sia ora portare avanti le tradizioni. Ecco qua. Dalle montagne bellunesi alle spiagge iesolane, questi giovani con i loro canti e la loro energia tramandano l'allegria per la vita nelle piccole cose. Allegria che, se guardiamo bene, è uguale per tutti, dimostrando che la felicità non ha confini territoriali, usi o costumi, quando la si legge in questi sorrisi, che in fondo, oltre a ricordare il nostro passato, sono anche il nostro futuro.